è l'ignoranza. E l'ignoranza che cos'è? È una mente che non conosce, che non sa. Per cui questa ignoranza, questo non sapere, diventa la causa di tutta la sofferenza. Per cui benché noi tutti vogliamo sempre essere felici e non vogliamo mai soffrire, perché questo non avviene? Proprio perché ignoriamo un certo tipo di realtà. Ora, sulla base di questa ignoranza, ecco che agiamo. Per cui il secondo di queste diramazioni del social dipendente, che cos'è? In termine tecnico sono ciò che compone, ovvero sia le azioni. Nel momento in cui l'azione viene portata avanti, qualunque tipo di azione, lo stesso momento che l'azione, per esempio dal punto di vista della scuola conseguenzialista magnifica, un fenomeno composto, nel momento stesso in cui si produce sta cessando. Il momento stesso della sua produzione è insita la sua cessazione, per cui nel momento in cui questa azione viene portata avanti, nello stesso momento questa azione cessa, per cui il secondo momento questa azione è finita. Il finire, il fatto che questa azione è finita è un'impronta che rimane in quel momento di coscienza, che diventa per cui una coscienza al momento causale, ovvero sia nel momento in cui la causa viene posta, per cui l'impronta, diciamo, di questa azione cessata, la cessazione stessa, è che rimane in questo momento causale di coscienza, che in seguito, andando a vedere l'ottavo e il nono delle diramazioni del social dipendente, per cui tramite l'attaccamento e l'afferrarsi, questi due fattori che cosa fanno? Fanno maturare, risvegliano questa impronta che matura nell'esperienza, nella coscienza a livello risultante, per cui qualcosa che viene dopo. Ora, in questo modo, per cui nel momento in cui fermi questa ignoranza cessa, ecco che cessano anche le azioni compiute da questa ignoranza, le impronte compiute, lasciate, per cui anche il ciclo del samsara stesso, della sofferenza, viene a cessare, per cui, come nel secondo verso dice, tutti i molteplici problemi del mondo hanno le radici dell'ignoranza. E questo, per cui a questo punto come elimini questa ignoranza? Ci sarà un antidoto all'ignoranza. Come si elimina? L'ignoranza è una mente che non conosce, che non sa, che non sa una particolare realtà, per cui l'antidoto non può essere nient'altro che una mente opposta che va in diretta contrapposizione con questa ignoranza, ossia una mente che invece comprende, che conosce bene, chiaramente, quella realtà che l'ignoranza invece non conosce. Per cui che cosa succede? L'oggetto osservato è lo stesso, c'è una mente che è ignorante rispetto a quell'oggetto, una mente che invece realizza quell'oggetto. Nel momento in cui questa mente realizza quell'oggetto, quell'ignoranza rispetto a quel tipo di realtà viene cessata. Ora, per cui una mente in contrapposizione, anche l'attaccamento e l'avversione, per esempio, sono due menti opposte, ma non agiscono da antidoto l'uno con l'altro, perché non sono opposte rispetto allo stesso oggetto, mentre invece per fermare l'ignoranza, per cui non basta una mente in contrapposizione, una mente in contrapposizione rispetto a quel modo particolare cognitivo sbagliato di quella ignoranza. Per cui qual è allora questa ignoranza? Non è solo un ignorare, un non sapere, ma è qualcosa di più, è qualcosa che ha a che vedere con un modo sbagliato di conoscere, di concepire la realtà. Come? Concepire una realtà come se esistesse veramente esistente dalla sua parte, non per sorgere dipendente, non interdipendente, ma di per sé, avendo che ha con proprie caratteristiche. Per cui ci sono varie scuole filosofiche anche nel buddismo
pragmatismo che interpretano questo tipo di cosa. Ci sono anche dentro la scuola filosofica radianica, ci sono quelli che dicono che l'oggetto di negazione appare alle coscienze, l'oggetto di negazione è la vera esistenza, la realtà intrinseca. Ci sono quelli che dicono che invece l'oggetto di negazione non appare alle coscienze. Per esempio, io adesso sono qua che vi guardo e vi vedo lì distinti da me, come una realtà separata, diversa da me. Voi mi guardate, mi sentite parlare e mi vedete distanti, come una realtà separata, distinta da voi. Questo è l'apparenza di vera esistenza, per cui alle coscienze sensoriali appare l'oggetto di negazione, quella realtà che in realtà non esiste, perché non appare l'interdipendenza, non appare una realtà che esiste interdipendentemente, appare una realtà propria, intrinseca. Questo è l'oggetto di negazione. Questo è quello che si dice, per cui la realtà appare in un modo ma esiste completamente in un altro. Questo è quando si dice le apparenze illusorie. Per esempio, per citare il settimo Dalai Lama nel suo cantico delle 4 consapevolezze, è nell'incontro delle varie apparenze con i 6 sensi che si vede che il fenomeno duale è privo di fondamento. Non pensare che quello spettacolo illusorio e ingannevole sia vero. Osserva la natura vuota, senza lasciare che la mente si distragga, mantiene nella natura di apparenza, di apparenza e vanità. Per cui è proprio sulla base di, anche questa mattina, comunque anche precedentemente, quando abbiamo parlato di come Nagarjuna nel suo testo del fondamento della saggezza, in cui appunto indica come sorgono le varie coscienze errate. Per cui, aspettate che adesso voglio darvi una cosa precisa, che dice: con l'estinguersi delle azioni e delle emozioni distruttive la liberazione, le azioni e le emozioni distruttive dalle concettualizzazioni e queste dalle elaborazioni che cessano nella vacuità. Per cui che cosa vuol dire? Le concettualizzazioni, le proiezioni mentali sulla base di afferrarsi a una realtà, di credere completamente a una realtà che esiste di per sé così come appare, di aderire completamente a quella come l'unica realtà, senza vedere che in realtà non può esistere in quel modo. Ecco che su questa base che cosa succedono? Si proiettano su degli oggetti delle qualità estremamente positive e su quella base sorge l'attaccamento. Su qualcosa che invece è diverso si proietta qualcosa di completamente negativo e su quella base sorge l'avversione. Queste sono le proiezioni concettuali che in termini tecnici si chiamano un'attenzione mentale sbagliata, delle concettualizzazioni che sorgono dall'attenzione mentale sbagliata. Questo sorge dall'ignoranza che si afferra a quella realtà. Per esempio, un mio grande amico, uno scienziato che incontrai molto tempo fa, aveva già 84 anni la prima volta che l'ho incontrato, la seconda volta ne aveva 96. Ha passato più di 30 anni a studiare i disturbi emotivi e psichici delle persone che derivano dalla violenza e dalla rabbia. Lui stesso, analizzando scientificamente, ha visto che quell'aspetto così completamente negativo che appare alle coscienze della rabbia, spinto dalla rabbia, il 90% sono esclusivamente proiezioni mentali, non esiste per niente quella realtà. Esattamente come ha detto Nagarjuna, dalle proiezioni mentali sorgono, e queste dalle elaborazioni. Per cui, vedendo in questo modo, pensando, riflettendo, analizzando, appare così intrinsecamente, ma in realtà non può essere, eccetera. Ecco che piano piano si arriva a capire come, io per esempio, perché non posso dire di aver realizzato la vacuità, ho compreso benissimo come i fenomeni appaiono in un modo, ma non esistono per niente in quel modo, non possono esistere per niente in quel modo. Per cui
non solo, questa spiegazione viene data anche in modi diversi da diverse scuole filosofiche. Ecco che qui andiamo a vedere il terzo verso della relazione dipendente. In quel momento, come può l'intelligente, nel momento che vedi quella realtà, come può l'intelligente non comprendere che il sentiero del sorgere per la relazione dipendente è il punto fondamentale dei tuoi insegnamenti? Per questo motivo, Salvatore, chi può trovare un modo più meraviglioso di lodarti se non per aver insegnato il sorgere dipendente? Posso?
tenzing mori mara ma so ke kaya ke tab sumi mi bisane ke lo tenjung dam se de de cheru bu ko sa shi tenji de ko jo sa sha ko cha de yin bisane tenjung dam ma de ma cha 대다 최고 지금 무슨 미스다 지금 이거는 땡중들은 많이 정말 되는데 겐지 영향을 게임을 알아서 포인트잖아요. 바로 홀리스틱 방식이 그런 거 자신의 홀리스틱 의미가 이끌어지니 최대한 자신의 수분 최대 상황에 세분 최대에 홀리스틱이라 가나 르저 균 생존의 이유가 상황으로 제일 같이 통일자네 그 차이네요. 가나 지금 나와 시행되지. 유닉 되는 상황이 이제 이거사 샤르다바샤 동행 샤르다다 대화하면서 이게 안에 가나 지금 기본기로도 도저히 겨워줘야 지금 이렇게 되지. 딱 제대로 지금 유닉 되는 상황이고 스타일인데 걔는 아담이 이제 통일인데 얘는 그냥 라마네와 되게 많이 시작하는 시작 매너스 통일사네 딱 되게 좀 시험에 열에 가다에 내가 들어본 것들은 내가 그냥 또 모사제 중엔디 에모건스 대주를 너무 잘했어요. Translate. I request. Per cui eravamo rimasti al quarto verso, per questo motivo Salvatore, che può trovare un modo più meraviglioso di lodarti per aver insegnato il sorgere dipendente. Poi tutto ciò che dipende da condizioni è un vuoto di propria natura. Anche qui andiamo al sorgere dipendente, per cui tutti i fenomeni esistono in quanto cause, effetti, azioni, risultati e varie condizioni che li portano insieme. Continuando, quale consiglio eccellente e più fantastico di questa affermazione? Poi il verso seguente: afferrandosi ad essa, gli infantili rafforzano il legame della visione estrema. Per il saggio è proprio questa la porta che conduce a tagliare la rete dell'elaborazione. Ora, qui parla delle varie visioni filosofiche, per esempio anche coloro in matematica che asseriscono che i fenomeni convenzionalmente esistono per proprie caratteristiche. Che cosa vuol dire? Vuol dire, dicono, ma la realtà è quella, ha le sue caratteristiche, è così, non è un concetto mentale quella realtà, è la realtà. Per cui proprio perché la realtà esiste interdipendentemente, esiste per relazione dipendente, per cui vuol dire che è vera, cioè per cui utilizzano la ragione, la razionalità del sorgere dipendente per affermare che convenzionalmente la realtà per cui possiede le sue caratteristiche, mentre invece qui dice afferrandosi ad essere infantile rafforzano il legame della visione estrema. Per il saggio è proprio questa la porta che conduce a tagliare la rete dell'elaborazione. Invece la persona che vede che proprio per il fatto che i fenomeni sorgono per relazione dipendente non possono avere delle proprie caratteristiche, perché se no non potrebbero sorgere dipendentemente. Per cui proprio perché il saggio, vedendo che i fenomeni sorgono in un modo dipendente, per relazione dipendente, non si afferrano a quella realtà. Per cui, come anche insegnato Buddha in moltissimi sutra, tutto ciò che sorge
tutto ciò che sorge, per cui non può avere una produzione e una cessazione nel senso intrinseco, dal momento che possiede le condizioni, esiste per condizioni, è un vuoto di propria capacità, ma non solo, tante sono le condizioni, non da una causa o da una condizione. Ecco che qui, a questo punto, nella filosofia buddista si applicano vari tipi di ragionamenti, sono 4 tipi di analisi: il ragionamento che rifiuta la protezione dei 4 esterni, che si chiama anche la scheggia di diamante, il ragionamento che rifiuta la protezione di esistente e non esistente, il ragionamento che rifiuta la protezione dalle 4 alternative, da una causa ed effetto, una causa e molti effetti, molte cause ed effetto e molte cause e molti effetti. Di tutti questi ragionamenti, quello comprensivo che abbraccia tutti, che racchiude tutti quanti, è il ragionamento del sorgere dipendente. Dal momento che i fenomeni sorgono, sono sorgere dipendente, ecco che non esistono per propria capacità. Per cui questo tuo insegnamento, aver insegnato, qui la lode si pone in questo modo, per il fatto che hai insegnato la realtà ultima del sorgere dipendente. Andiamo avanti nell'altro verso, sei il maestro meraviglioso, nel verso 8. Dal momento che hai insegnato questa realtà ultima del sorgere dipendente, che è ciò che elimina la radice della sofferenza, sei il rifugio meraviglioso e sei l'oratore, il salvatore meraviglioso, per cui omaggio al maestro che ha insegnato eloquentemente il sorgere per relazione dipendente. Vedete, dal punto di vista quando si parla di sorgere dipendente, di relazione dipendente, il fatto che dipende, la parola relazione dipendente è molto importante, queste due parole unite. Dal momento che dipende vuol dire che non esiste per propria capacità, per cui è vuoto, è vacuità. E dal momento che sorge non vuol dire che non esiste, vuol dire che esiste, per cui è vuoto di esistenza intrinseca, di propria natura, per cui relazione dipendente ha questa capacità, questo ragionamento, di eliminare completamente l'estremo del permanentismo e l'estremo del nichilismo. E questa è anche una visione molto olistica, il fatto di pensare che tutti i fenomeni esistono per cause, per condizioni, in cui l'uomo, l'essere, l'individuo, l'ambiente, che vive in contatto con l'ambiente, tutto questo sono fenomeni interdipendenti che sorgono in relazione l'uno con l'altro. È una visione scientifica che è abbracciata tantissimo dagli scienziati, è quello che chiamiamo la visione olistica, perché pensando bene in relazione a quello che è la realtà del sorgere dipendente, l'individuo è più calmo, più pacifico, essendo più calmo e più pacifico, questo ha un beneficio su quello che è immediatamente la sua salute. Dal momento che sorge in dipendenza, lo sai, dell'ambiente, si protegge l'ambiente, per cui include anche la visione dell'ecologia, della salute e della trasformazione mentale. Per cui, vedendo in questo modo, pensando, riflettendo come i fenomeni non ci appaiono come sorgere dipendente, ci appaiono indipendenti, quello è il modo sbagliato, quello è il modo in cui non esistono.
Per cui andiamo avanti, dopo il verso numero 9, per cui per essere di beneficio ai migratori, come medicina ha insegnato l'essenza degli insegnamenti, la vacuità, con la certezza delle ragioni perfette. E poi anche il 10° verso, coloro che vedono il modo del sorgere per relazione dipendente contraddittorio e non stabilito, come possono comprendere il tuo sistema? Allora, qui il Buddha Bhagavan che cosa ha insegnato? Ha insegnato che per rimuovere, ha insegnato la realtà ultima del sorgere dipendente per rimuovere l'oscurità dell'ignoranza. Ora, quando qui nel testo dice coloro che vedono il mondo del sorgere per azione dipendente non stabilito, che cosa vuol dire? Anche nell'ambito delle visioni filosofiche buddiste, coloro che asseriscono che i fenomeni a livello convenzionale devono necessariamente esistere per proprie caratteristiche, li possiamo un po' chiamare materialisti, nel senso che devono avere una realtà oggettiva e indicabile per asserire la realtà. E dal momento che comprendono le 7 visioni filosofiche buddiste, tutti asseriscono il sorgere dipendente per cause e condizioni, cause ed effetti, loro dicono proprio perché i fenomeni esistono per causa ed effetto, hanno una realtà convenzionale per proprie caratteristiche.
E questo qua come l'ha chiamato? Come ragioni non stabilite. Vedi il sorgere dipendente e lo usi per una ragione che non può essere stabilita, perché è esattamente l'opposto. Proprio perché i fenomeni sorgono in dipendenza, non possono avere delle caratteristiche proprie, perché una caratteristica propria è contraddittoria con un sorgere dipendente. Inoltre, quando dicono per relazione contraddittoria, qui si parla invece delle visioni filosofiche non buddiste, coloro che asseriscono il sé come un principio unico, universale, oppure un sé permanente, indipendente e univoco. Questi non accettano per niente il sorgere per dipendenza, per cui è contraddittorio, mentre gli altri usano delle ragioni che non lo stabiliscono, che sono contrarie. Ora, quando andiamo avanti nel verso 11, per te quando si vede la invece come per te quando si vede la vanità significa sorgere dipendente, l'essere vuoto di propria natura e la capacità di funzionare non sono contraddittori. Hai detto che il punto di vista opposto a questo, che nella vacuità non c'è funzione, quindi l'assenza della vacuità della funzione fa precipitare nel... No, scusa, quello non ci siamo arrivati, fino all'11. Per cui, a questo punto che cosa vuol dire? Sorgere dipendente e indipendente, esistenza intrinseca, non sono solo contraddittori, ma sono direttamente contraddittori. Che cosa vuol dire? Quando due fenomeni sono direttamente contraddittori, o è l'uno o è l'altro, non ci può essere una terza realtà in relazione a questo. Se è uno, necessariamente non può essere l'altro, per cui se qualcosa esiste perché dipende, necessariamente questa cosa non potrà essere indipendente e viceversa, per cui dal momento che è chiaro che i fenomeni per cause, condizioni, designazioni eccetera sorgono per dipendenza, è chiaro che i fenomeni sono completamente vuoti, deve essere indipendenti. Per cui, vedendo che i fenomeni sorgono dipendentemente, questo elimina il fatto che esistono la vera esistenza, mentre vedendo che sono in relazione, questo asserisce la loro funzionalità, per cui che la vacuità non nega l'esistenza, ma altrimenti. Per cui andiamo avanti, abbiamo anche letto il verso numero 12, il numero 13 e 14, poi il 15° racchiude l'essenza di tutto questo insegnamento, perciò tu hai insegnato che a parte il sorgere per dipendenza, nessun fenomeno può esistere, e a parte l'essere vuoto per propria natura, nessun fenomeno esiste. No.
사제를 시켜놓으라 군대를 로백이 시켜놓아 군대로 저도 사실 시켜놓아 이자세요 내일 전에 저도 그거를 못해서 최근 뭐 다른 토요일 때 남대기 송시한 3월 6일에 전 세계에서 최초로 이문서부터 최근 때는 지속이 유리한 시행을 나왔는데 캐베는 작업을 중에 대습관 모든 결의지 그 동안 지금 차례 유실이 나가나서 기회를 따고 뭐가 내내는 부분은 등내적으로 그래서 왜냐면 또 수업을 주는 건 저희는 대학에 와서 하는 기 어느냐면 나는 짱을 총무 있는 친구가 대중은 대본이 통원 경제는 제 대본하는 거를 보시면 지금 짱을 총무 차 완전히 뭐가 있듯이 주는 대본하는 사자로서 의족수 생 저를 뭐 대본이로 들었다 아니 주변에 대본실을 들었다 대니 선생님의 아니 모든 중국을 봐도 대니 대륙을 대본에 이상하거나 거대에서는 롱의 소설사에서 시작하는 거야. 자, 시대가 이를 들었다마, 대신을 들었다마, 대란 때는 교수를 들었다마 하는 거예요. 뭐가 자네가 남의 책으로 나오면 되지. 남의 책으로 들지 대니 대신 잡혀서 시작을 봐도 시인들은 말에 작품을 쓰고 있는 카우사리죠. 오늘도 있는 노래, 오늘도 있는 카우사리죠. 제가 대니 못해. 아니 대신에 거라고 되면 최고로 못해. 아니 대보고 산신들은 못해. 대주시는 판백이 못해. 교수는 못해. 뺏겨지 보이죠. Per cui se quando diciamo quello è il carattere di quella persona, quella è la mentalità di quella persona, definisce quella particolare persona con una sua caratteristica, per cui se i fenomeni per carattere, per natura fossero stabiliti, che un'altra parola per dire esistessero intrinsecamente, vuol dire per propria natura, sarebbero indipendenti. E allora che cosa succederebbe? Questo andate a vedere il verso 16 che spiega questo passaggio. Che cosa succederebbe? Che anche la mente allora non potrebbe essere cambiata, e allora non si potrebbero abbandonare le emozioni distruttive, e allora non si potrebbe abbandonare, non si potrebbe ottenere la liberazione. Insegnato che se non si potesse legare la natura intrinseca e i fenomeni possedessero una propria natura, lo stato di là della sofferenza non sarebbe possibile e tutte le elaborazioni non potrebbero essere eliminate. Di seguito, per cui chi potrebbe sfidarti? Tu che continuamente proclami nell'assemblea dei saggi con lo ciclo del leone che tutto è primo di propria natura propria, la completa non esistenza di natura propria e indipendenza di questo, quello sorge, che bisogna c'è di dire che queste due spiegazioni coincidono senza contraddizione. Il verso 19, con la ragione del sorgere dipendente, non ti volgi alla visione estrema. L'aver ben insegnato questo, protettore, è la ragione per cui sei un oratore insuperabile, per cui questa ragione, per il fatto che i fenomeni sorgono dipendentemente, hanno una relazione dipendente, questa stessa ragione elimina immediatamente quelli che sono i due estremi, che i fenomeni esistono in un modo assoluto o comunque non esistono per niente. Andando avanti nel verso 21, nel buddismo si parla di due tipi di visioni errate. Una visione errata che è una sovrapposizione alla realtà, per cui un'affermazione di una realtà che non esiste, e un'altra visione errata che si chiama deprecare invece ciò che esiste, che nega la realtà, per cui definitivismo. Queste due vengono eliminate automaticamente realizzando che il fenomeno, tramite il ragionamento, che il fenomeno sorgono dipendente.
Per cui, continuando, cos'è più fantastico di questo? Cosa c'è di più meraviglioso di questo? Ricordate per questo motivo e l'averò dell'intanto, dal momento che sono schiavi dell'ignoranza, essi si oppongono a te con forza. Cosa c'è di strano che non sopportano il suono della non esistenza intrinseca? Quelli che dopo aver accettato il soggetto per dipendenza, il prezioso tesoro delle tue parole, che non sostengono il ruggito della vanità, questo lo trovo veramente strano. Quella persona che concepisce la natura intrinseca nominando il soggetto per relazione dipendente, che è la terra insuperabile che conduce alla mancanza di esistenza intrinseca, è privo dell'ingresso insuperabile, ben attraversato dai grandi superiori. Con quale metodo non si deve guidare sul sentiero eccellente che ti compiace? Natura intrinseca non creata, non dipendente, relazione dipendente, dipendenza e composto. Questi due modi come possono coesistere su un'unica base senza contraddizione? Perciò tutto ciò che sorge dalla dipendenza è per sempre libero di esistenza intrinseca, eppure appare così. Tu hai insegnato che tutto ciò è come un'illusione, benché qualcuno si opponga al modo in cui tu hai insegnato ed è più onestamente inattaccabile. Infatti è proprio quello che ho ben capito, ed è così perché tramite quella spiegazione che per le cose visibili e invisibili le possibilità di sovrapporre e deprecare diventano remote. Per cui a questo punto qui introduce quello che c'è il rifugio speciale di come si comprende che cosa sono Buddha, Dharma e Sangha. Anche nella Samaya Lankara, per esempio, nell'ornamento delle chiave realizzazioni si parla molto di questo, che per prima cosa sulla base di comprendere la base, la realtà convenzionale e la realtà ultima, per cui le due verità che si vanno a comprendere le quattro verità dei superiori, le quattro nobili verità. Per cui sulla base di comprendere le quattro nobili verità, in particolare la verità della cessazione e la verità del sentiero, ecco che su quella base si stabilisce l'esistenza di Buddha, Dharma e Sangha, di Buddha che è il risultato di ciò che insegna, del Dharma che è appunto la verità della cessazione del sentiero e del Sangha che sono gli esseri che hanno ottenuto quella realizzazione. Questo è il modo di introdurre il buddismo alla persona intelligente. Io non credo sia in generale un modo valido di introdurre il rifugio, la presa di rifugio partendo dal modo corretto di mettersi in relazione al guru. Quello dipende dalla fede, per cui magari per alcune persone non troppo intelligenti quel modo va bene, ma per le persone di facoltà elevate il rifugio deve essere introdotto dal punto di vista di, per prima cosa, introdurre le due verità, quella convenzionale e l'ultima. Su questa base introdurre quello che sono le quattro nobili verità, ed ecco che poi automaticamente quello porta a una comprensione profonda di quella che è la realtà del Buddha, Dharma e Sangha, non so.
단 이해하는 신사들의 지자는 도줘야 따라야 내가 최종 상황을 생각해 왜냐면 따라가는 이는 내리는 수는 이를 들으는 샤워를 도와주는 것은 대단한 사람 계획을 갖고 최종 나가면 여러분 뭐예요? 대세랑 시행자의 중간으로 잡아서 지도를 나가는 거고 최저감의 대부에서 여러 잡아서 지시적으로 넣는 룰을 주는 분들이세요. 좀 전에 농민 시스템에 배고프고 룰이 이런 것을 또 요즘에 슝디들이 꾸미는 차이를 하잖아요. 나 꾸미는 메더디 나를 샤인 전에 메더디야 개인이요 어디 다 아니야 수생량 송체 룰은 문제 차이도 재미있게 이제 서로 받아 도움이 천진미는 것은 로맨틱을 쓰는 거 반대다 대세계가 재미있어서 그다음에 진짜로 땅이 이겨서 어떻게 해야 되는지 일단 좀 넣었어. 그다음 때문에 어디 그세기 이야기를 원인이 좀 떠오르는 화학님을 통해서 원인이 좀 떠오르는 화학님을 train면서네 저기 원인이 좀 떠오르는 것들은 때는 좀 인상 것들을 그러고 된다. 개척식을 통해야 되는 거지. 근데 소리잖아요. 아니면 위세기가 가다지를 가시고요. 그러니까 제가 어떠나요? 띵중 너무 띵중이 되고는 요 시행자는 오늘 제 부모님 주변 최근 동행주변 최근 성원의 땡깡이 뽑아내야지 스타트스인데 저는 개발이 되었어요. 나 수익 제대로서는 자원에 던지셔서 그것을 손을 잡아내면서 내가 저렇게 결혼식 장수 첫번째 대단한 거였어요. 따지는 거 어디 저번에는 저는 뒤에는 현장에서 한번 대변을 이유로 때리는 있어서 뼈를 그런 게임으로 저를 내지 이것은 저번에 처방식이고 처방식이면 하나는 서로 랭단하고 그냥 이어서 도와주시고 공부를 랭단하고 배우고 윤곽을 얘네들이 찾아요. 어제 이면서는 이제 송해한테 드렸어요. 그래서 국민이 가면서 도와주시고 제 전에는 저는 먼저부터 제시죠. 그거는 성문 떼지 성문떼지를 원하는 거는 내가 열심히 주시지 못했니 마음을 가지고 고산을 매시 고산을 매기 강제 수익이 강제고 어쩌고 이렇게 사실 왜냐면 선생님 민시한 사모님을 해주셔가지고 이게만이 남아빼고 어떤 때는 저거 사왔어. Allora andiamo avanti, cominciamo da davanti dal verso numero 36, 37, 38, eppure adesso che la continuità di questa vita che scorre verso la morte non è ancora finita, ho trovato un po' di fede per te, anche solo per questo mi ritengo fortunato. Fra i maestri della relazione dipendente, fra la saggezza della relazione dipendente, come il supremo Signore degli universi, tu sei il conoscitore eccellente e perfetto, e nessun altro, tutto ciò che hai insegnato in riferimento alla stessa relazione dipendente, conducendo allo stato al di là della sofferenza, tutte le attività portano alla pace. In questo momento mi viene in mente un verso che ho visto e che non ho analizzato troppo in uno dei testi del maestro Kamalashila, che appunto parla di come il sorgere per relazione dipendente a diversi livelli. Il livello più superficiale, quello del sorgere dipendente di cause e condizioni, delle cause e dei risultati. Il praticante, comprendendo questo livello di sorgere dipendente, su quella base ottiene gli stati di rinascita elevata. Poi andando più profonditamente con il secondo livello del sorgere dipendente, che non è quello più profondo ultimo della dipendenza per mera designazione mentale e nominale, ma dal punto di vista che i fenomeni dipendono dalle loro parti, comprendendo quel livello di sorgere dipendente, ecco che si attiene allo stato della liberazione definitiva. Continuando fra i maestri della relazione dipendente, fra la saggezza della relazione dipendente, come supremo Signore degli universi, tu sei il conoscitore eccellente e perfetto e nessun altro. Tutto ciò che
insegnamento quando giunge alle orecchie di chiunque li porta a ottenere la pace? Chi non sarebbe onorato di mantenere i tuoi insegnamenti? Fa superare tutte le sfide degli opponenti, è privo delle contraddizioni dalle parti precedenti e successive e porta al completamento dei due scopi degli esseri. La mia gioia per questo sistema cresce sempre di più. Per questo hai donato continuamente per innumerevoli eoni, a volte il tuo corpo, a volte la tua vita, le masse di risorse e gli amanti compagni. Nel vedere le tue qualità come lama per il pesce ti afferra al cuore. È triste non aver avuto la fortuna di udire questo dharma da te. L'intensità di questa sofferenza, proprio come la mente di una madre che segue l'adorato figlio, non lascia la mia mente. Inoltre, per questo, quando rifletto così sui tuoi insegnamenti, lui, che è infiammato dalla gloria dei seminobili che lo avvolgono con una rete luminosa, il maestro con la voce di Brahma parlò in questo modo: il solo apparire alla mente della forma della mi ristora, come i raggi della luna che rinfrescano e tormentano la febbre. Questi sono dei versi poetici, sono argomentati. Perciò questo meraviglioso sistema eccellente per alcuni individui che non sono colti li rende completamente contorti come delle liane. Avendo riconosciuto questa situazione, con molti sforzi ho seguito i saggi per ricercare continuamente il tuo intento. Durante questi periodi studiamo studiando i molti scritti nella nostra alta scuola, la mia mente è continuamente tormentata dalla rete dei dubbi. Il sistema del tuo veicolo insuperabile che abbandona gli estremi dell'esistenza e dell'esistenza, commentato precisamente dal bosco dei trattati di Nagarjuna da te profetizzato, l'orbita immacolata conoscenza attraversa senza ostruzione il cielo delle scritture, eliminando l'oscurità nel cuore del concepire gli estremi, eclissando la costellazione degli insegnamenti errati, con la luce bianca della collana degli insegnamenti di Chandrakirti che illumina tramite la gentilezza del maestro. Ho visto e finalmente la mia mente ha trovato riposo. Di tutte le azioni la parola è la suprema, tra quelle lo è questo insegnamento, quindi è così che il saggio deve ricordarsi del Buddha. Poi ci sono le dediche a seguito di questo maestro, per cui in che modo ho imparato questo? A seguito di questo maestro può essere diventato monaco dopo aver studiato le parole del conquistatore abbastanza bene. Questo monaco che si sforza nelle pratiche yogiche offre la sua devozione al grande saggio, dal momento che è grazie alla gentilezza del mio maestro che ho incontrato gli insegnamenti del maestro superabile, dedico queste virtù affinché tutti gli esseri siano presi in cura dai maestri spirituali. Possano gli insegnamenti di questo grande benefattore non essere né mossi dai venti e dai pensieri negativi fino alla fine del mondo, possa esserci sempre abbondanza di coloro che hanno la certezza del maestro tramite la comprensione della natura dell'insegnamento. Possa io mai negligere nemmeno per un istante il mantenimento del sistema eccellente del saggio che chiarifica il principio del sorgere dipendente a costo di donare il mio corpo e la mia vita in tutte le mie nascite. Possa io passare e così finiamo la dedica, posso passare giorno e notte a riflettere in che modo posso valorizzare con intensa applicazione per innumerevoli eroi questo insegnamento ottenuto dal Saggio Supremo. Mentre io mi sforzo con questa pura intenzione, possano Brahma, Indra, i guardiani del mondo, i protettori come Mahakala assistermi sempre, senza distrazione.
저는 불안이 숨소리는 안 좋습니다. 저거 아주 얼마 제일 나셨지. 투시라 그래도 세이 투시는 그 투신진 아니면 뭐가 저는 불안한 것도 사진을 내가 결혼 거리 통화 수비 저는 거지. 실제로 그분은 이거 들으셔야 돼. 정말 무시하셔. 제가 샤이 영어를 아니 체인남에 이 문제니 해놓은 제게 라고도 쓰잖아요. Adesso andiamo avanti, prendiamo i tre aspetti principali del sentiero di Cizocapa, che è molto breve, e mi è venuto voglia di dare un pochettino di introduzione. Per prima cosa, questo testo che vi ho appena spiegato, la lode della relazione indipendente, è un testo molto breve, ma avete visto il significato è vastissimo e profondissimo. Io quando avevo 18 anni, quando avevo 16 anni, l'ho memorizzato in una mattina e da allora continuo a recitarlo, lo tengo dentro di me, a volte lo penso e continuo a recitare questi versi che sono di grande beneficio. Ora, per quanto riguarda i tre aspetti principali del sentiero, sono stati scritti e composti da Geremo Cilamazzoccapa su richiesta di quello che è uno dei suoi discepoli principali più vicini, Sakonnawan Trapa, che a un certo punto si era spostato in una zona a Ghiampolù, che è una zona all'est del Tibet, per cui era molto lontano, e richiese a Gericoce per la sua pratica, per portare avanti la sua pratica, dei consigli. A me sembra di aver visto anche negli scritti assortiti, che è un secolo un po' separato comunque negli scritti assortiti di Gericoce, la lettera stessa con cui lui mi ha mandato di risposta, scrivendo questi tre aspetti principali del sentiero, dove alla fine gli disse con tantissima ammirazione, con tantissimo affetto per te che sei il mio discepolo più vicino, in futuro quando non ci sarebbe più tu rinascerai come il mio discepolo principale nel seguito dei miei discepoli. Per cui questa è un pochettino la storia che c'è dietro. No? 지금 아는 태국을 제외되기 때문에 해안을 한번 떠보니 시작했어.
계속 그거. 대신에 오는 전에, 오늘 대회에서는 오늘 취지전환에서 오늘 나오고 저한테서 그때 소식을 드리 오늘 취지전환이 그래서 취지세야 되기 때문에 대전에 제작하게 제전의 시민은 행동하고 아니 차이 행동하고 포기하는 행동하고 그거는 민국 상당 엔데이션 이들은 대전 시로 온종의 오페사점을 해서 해가지고 거예요. 지난주에 온 최기전이 사진을 보여주다니 만나는 것이야. 좀더 대단한 사냥을 보여서 마신 시간에 쉐 교수는 쉐 또 쉐야 해. 뭐라고 되면 쉐지 기운이 조금이 포함되잖아요. 체질 나신다고 치매 나신다고 하셔. 나니까 말해. 저랑은 이 시험을 하셔. 그냥 누구 엔진에 지금 배치 책임을 이 시험을 남사들은 마치아서 제외는 아니 마타고 있어서 저도 시험을 쳐서 신주직이 나왔는데 이거 40%인데 마타고 제가 그래서 선생님들 진짜를 보면 매일 가요만에 같은 사람들은 진짜를 못 먹고 가서 영도 말이야. 저때 가나 내 시집을 넣어줘야 되죠. 최근에 나는 민주주의 의원이 다시 코로나virus 시행이 나가시 나는 민주주의 의원이 제가 능증판에 내지내가지고 나왔다는 거 내주판에 이런 동원이 있어야 자는데 콘센스가 더해요 지금 이게 없으면 제가 내는 지금 나중 모를 지도 그 인형이 이셔야 알아보니 그냥 인식 시기를 그게 있어야 돼. 너도 동반가 때문에 맞아. 지금 센스티브 신이 양면시하고 뭐도 센터는 저런 화면에서 들어가게 돼. 센터들이 동반에서 계속 그러더라. 동반에서 가야 와서 계속 있어요. 때는 나게 땡중이 잡고는 있어요. 난 네가 성공으로 거래는 캐나다에서 영웅 좋으시면 그거를 생기고 생기시는 애들을 배워요. 생기를 배워요. 미치고 있고 치료도 돼. 다시 하루 좀 수고를 좀 이래. 아주 지금 쓰는데 캐나다도 그래서 이거 하리야 이게 생기시면 되는데 생기시면 말에 제가 제주도마 공주지는 말에서 지금 해야지 이 정도 상황처럼 상황처럼 이는 유가입니다. 상황처럼 우리가 라가생 모이는 초보 그거는 탄미모이 초야 그야지 나는 되는 다른 텔레비전 스테이션 한가로 경리 다음으로는 지하로 내 생활에 좋아서 좋게 내 생활에 그셔 좋게 그래요. 저들이 알아들은 거에 사업주는 매년 것이 다 선전이 라가라는 제시하죠. 선전은 소식 알아서 체력 다른 technique 나그만 텔레비전에서 인데 지금 너무 중요하다. 인데 자기지 에너지 소스 세다 선언도 와하면 지금 초사로 늘 초사서 저는 그런 진식이想法 그게 나다. 아야 저들이 어머니 기능도 소수 패턴을 가지고 누구는 깨버렸어. 진짜 지금 상황에 있다네. 뭐는 또 기분 소유야.
다들 용의 상황이 되어지는 게 있으면 뭐냐 제가 시원장들을 내보는 신책이 그다음 세금 착진도의 저에게 주신 전환들도 저들이 시원전에서 척처중선 대약진 동진날 차이니까 다들 계셔야지 어떤 처마시고 동진날 오늘 전에 애는 탈화이고 지금 동진날 중요해 애는 민중 탈화가 저 민중을 쓰는데 아는 민중참 저에다 민중역과 다들 강의 실수의 심중이 있으는 시경을 섭직했는데 민중으로 그런 게 이제는 동인이 성공을 봐도 유연동에다 누지기가 성공을 전에 동인 시험에서 누지기가 성공을 누지기가 영성을 해야 영웅이님이 성공을 애는 영웅 공대에서 통한 동인 당원을 좋아요. 저희들이 민주구성 타박되니 깨어나야 동인 나라는 해요. 전중성 누구니 정중성의 영화를 동인 나라는 해요. 저희들이 인산에 제주도다 신화순주도는 돈이 뭐야 돼 전용성 쓰고 주는 시중이 뭐고요 애들이 전용성 보면은 제대로 돈이 나와야 되는데 전용성 보면 뭐를 전용성이 인력적으로 닝지적으로 영향이 장대로 상담 인중 현대로 상담의 닝지사기 위험이 되잖아요. 대부분 인중성 어떤 쓰지? 내가 송나고 그런 도시에 모두 지금 상담에서 보이는 돈이 나오는 게 아니에요. 그렇죠? Quindi andiamo a vedere i tre aspetti principali del sentiero. Ora, tanto per cominciare, i tre aspetti principali del sentiero fanno parte, riflettono l'esposizione di quello che è la lampada sul sentiero, per prima cosa composta da George Atisha, e quello che è poi il sistema del lampadino, del sentiero graduale che si è sviluppato con dai primi Kadamba. Qui i tre aspetti principali del sentiero, che cosa vuol dire? Il primo è l'emersione definitiva, quella che normalmente è chiamata rinuncia, il secondo è bodhicitta o la mente dell'illuminazione, e il terzo è la vacuità, la visione perfetta della vacuità. Qui, benché questa sia la progressione del testo, secondo me la cosa principale è quella prima di insegnare la vacuità, il modo in cui i fenomeni esistono. Questo è il modo della persona intelligente, così come è insegnato nell'ornamento delle caratterizzazioni della Vissamaya Lankara. Per prima cosa, sulla base delle due verità, delle quattro verità, e sulla base delle quattro verità si è introdotto alla comprensione del rifugio. Ci sono due tipi di praticanti, il seguace della fede e il seguace della ragione. Il seguace della ragione è il praticante intelligente che non ha bisogno di ragionare, di capire che per prima cosa, per esempio, così come nell'ornamento troviamo, il praticante non si butta con fede pensando che dal momento che l'ha insegnato il Bhagavan va bene ed è vero, ma per prima cosa analizza qual è l'obiettivo di questa spiegazione e a che risultato porta, e questo risultato non solo temporale, che risultato ultimo ha, e qual è la relazione di questo risultato ultimo con quello che è la spiegazione. Per cui che cosa si fa? Il praticante la cui fede sorge dalla comprensione, per cui una fede intelligente. E questo io credo che sia il modo più di beneficio di introdurre il Dharma. Così anche Aryadeva nelle 400 stanze, che cosa dice? Per la persona che non ha compreso e vuole comprendere l'insegnamento di Buddha, che ha dei dubbi rispetto a quell'insegnamento, per prima cosa insegnati la vacuità, proprio per questa ragione. Ecco perché dico, è molto meglio anche nei vari centri, piccoli o grandi che siano, che voi parlando ai maestri siete insegnate il Dharma da questo punto di vista, non dal punto di vista di una fede cieca e emotiva che non
esperienza e 60 anni che penso, rifletto, medito sulla vacuità, ho ricevuto dei benefici incredibili. Succedono delle cose strane quando approfondisci sempre di più l'esperienza del sorgere dipendente dei fenomeni e per quel motivo che sono vuoti di esistenza intrinseca. La mente acquisisce una qualità di grande pace e questa pace che avviene nella mente ha un effetto diretto col fisico, anche la salute aumenta e aumenta tantissimo la felicità, quasi che a volte penso il punto è che mi manca l'unione del campo di morale e della visione speciale, altrimenti se unissi quelle comprensioni, che se unissi a quelle realizzazioni della comprensione che ho della vacuità, lo vedo come una cosa molto possibile ottenere il sentiero della preparazione e avanzare in questo modo. Per cui, anche per quanto riguarda la generazione della mente, della rinuncia o dell'immersione definitiva, se non hai compreso che la cessazione irreversibile dalle sofferenze è una realtà ottenibile, ma come fai a generarla? Certo, uno può dire, ma io già rinuncio alle sofferenze, per esempio, non voglio soffrire così, non voglio soffrire così tanto che mi viene da suicidarmi. Ma quello non è l'immersione definitiva, quello non è una rinuncia, parla solo della sofferenza nel suo aspetto del dolore. Quando Buddha ha parlato della sofferenza, ha parlato della sofferenza in un aspetto molto più profondo che si chiama la sofferenza composta, pervasiva. E per comprendere quel tipo di realtà è necessario comprendere le due verità, la verità condizionale del sorgere dipendente e la verità ultima dei fenomeni, altrimenti non riesci a capire come la sofferenza può essere sradicata alla sua radice, alla sua origine, per cui sia per l'emendamento delle immersioni definitive è indispensabile comprendere la vacuità, per realizzare il rifugio è necessario comprendere la vacuità, per realizzare la bodhicitta è la mente dell'illuminazione che possiede le due aspirazioni, quella di voler beneficiare di essere senzienti e ottenere l'illuminazione. Se vuoi ottenere l'illuminazione devi capire che l'illuminazione è una realtà possibile e per capirlo devi aver compreso la vacuità e il sorgere dipendente, per cui anche per la generazione di bodhicitta è indispensabile realizzare la vacuità. Per cui benché da un punto di vista di progressione del sentiero questo sia l'immersione definitiva, bodhicitta e vacuità, dal punto di vista della spiegazione, del comprenderlo, va rivoltata. La prima cosa che va compresa, spiegata e compresa è la vacuità.
Per cui cominciamo con il testo, velocemente il significato essenziale di tutto l'insegnamento di Vittorioso, sentire ricordare gli elementi figli di Vittorioso e la porta d'ingresso dei fortunati che desiderano la liberazione. Questo cercherò di esporre a me. Coloro che non sono, per cui questo è il verso iniziale della promessa dell'intenzione di comporre questo testo, e dopodiché c'è un'istigazione ad entrarsi in questo testo. Coloro che non sono attaccati ai piaceri dell'esistenza e sforzandosi affinché le loro libertà e ricchezze abbiano un significato, si affidano al sentiero che compiace il vittorioso. Voi fortunati, ascoltate con mente chiara. Allora, qui all'inizio si spiega per prima cosa l'emersione definitiva, la rinuncia, dal punto di vista di quali sono le ragioni per meditare questo, qual è il modo di meditarlo e quali sono i segni dell'avvenuto ottenimento di questo tipo di mente. Senza la pura emersione definitiva non c'è modo di pacificare il desiderio per l'ottenimento delle felicità, dell'oceano dell'esistenza, provando il desiderio per questa gli esseri sono completamente legati. Quindi prima di tutto ricerca la versione definitiva. Libertà e ricchezze sono identiche, per cui questa è la ragione. Poi in che modo si ottiene questo? Riflettendo in questo modo, le libertà e le ricchezze sono difficili da ottenere e la vita è breve. Meditando su questo le fantasie di questa vita cesseranno. Quando pensi ripetutamente all'infedeltà del karma e alle sofferenze del samsara, le fantasie delle vite future cesseranno. A questo punto, come diversamente dall'Amrima, qui non è inserito il rifugio. Poi adesso, questo va in verso seguente, è molto di beneficio applicarlo alla meditazione in questo modo. Questo sarebbe sempre, meditando in questo modo, l'attrazione del del samsara non lascerà neppure per un istante, e quando continuamente giorno e notte sarà sorta la mente che ricerca la liberazione, quello è il momento in cui l'emersione definitiva è stata generata. Ora, questo punto invece per meditare bodhicitta, applicatelo in questo modo, anche se tale emersione definitiva fosse stata sviluppata, se non è sostenuta dalla generazione della mente, non può diventare la causa della felicità perfetta dell'insorpassabile illuminazione. Perciò coloro che sono intelligenti generano la mente suprema dell'illuminazione. Mentre stai meditando la rinuncia, sul verso numero 4, applica anche il verso numero 7 per la stessa meditazione. In questo modo, trascinato dalla corrente dei quattro fiumi tumultuosi, legato dai vincoli stretti delle azioni così difficili da contestare, per cui legato dalla concezione che si afferra a un sé della persona come veramente esistente, che dipende dalla concezione che si afferra agli aggregati psicofisici veramente esistenti, si continuano ad accumulare reazioni che perpetuano all'infinito le sofferenze della rinascita, della malattia, della vecchiaia e della morte, intrappolate nella gabbia di ferro della terrazza del sé, completamente avvolte dalle figlie tenebre dell'ignoranza, si nasce e si continua a rinascere senza fine nell'esistenza, tormentati incessantemente dalle tre sofferenze.
pensando che le madri, per cui qui dici, questo è il testo tipo dice pensare che le madri, a questo punto, quando meditate la rinuncia, pensate a voi stessi, pensando che io stesso mi trovo in questa condizione, ed ecco che generi la mente dell'immersione definitiva, e il segno di questa immersione avvenuta è riportato nel verso numero 5. Meditando in questo modo l'attrazione per i godimenti del samsara non lascerà neppure per un istante, e quando continuamente giorno e notte sarà sorta la mente che ricerca la liberazione, poi è il momento in cui l'immersione definitiva sarà stata generata. Ora, per il bodhicitta, per la mente dell'illuminazione, una volta che hai generato questa compressione su di te, usi gli stessi versi, ma ha generato quella compressione riportandola sugli altri. Non c'è un verso esplicito che dice qual è il momento in cui ho ottenuto bodhicitta, ma puoi utilizzare il verso numero 5 per questo. No?
e tagliano gli ieri tagliano 민주화의 예언을 민주주의라 로테이션 장사하고 내가 지금 노숙주의를 봐도 배 다양한 지도자 각자 창조의 캐피셜을 연구하는 때는 무엇이 이해하지만 직지국의 남사시아를 하고 있습니다. 그들이 정식 파워시는 것을 수행하려야 성공의 신을 장악하고 최초로 러시아가 경제 때리죠. 까면 대중국민으로 이르시 재개발에서 되는 제스처. 가락하고 싶은 애는 공부할 수 나는 이네. 애는 꿈에 탈북 가사에 뒤에도 탄일 수준이라 송부가 각시 송부. 그런 내용들 내 꿈의 중장에서 이유는 상황다. third current right there. You have Internet of my Y. Okay. Thank you. 당신은 직접도 때리면 또 3년에 20주년 그냥 지나셔서 사대를 아니 시간에서 동안면서 동안이 되는 것을 사실 따로 조금 비교로 그래서 앞으로 굉장히 라는 지식도 같이 그때는 줄줄도게 때리는 조심 보호선 보수라니 처음으로 저거 초신을 명하셔야 와다에 조금 있어요. 시험을 마음을 보기로 로사는 매일 차고로 저거를 딱 먹고 어떤 좋죠. Per cui andando avanti, adesso andiamo a vedere verso 9 la ragione della necessità di realizzare la vacuità e questa, se manca la saggezza che realizza la realtà ultima, anche se sono coltivate le versioni definitive delle illuminazioni, queste non hanno la capacità di tagliare la radice dell'esistenza, perciò impegnati nel metodo per realizzare la relazione dipendente. Qui non dice perciò impegnati nel metodo per realizzare la vacuità, non dice perciò impegnati nel metodo per realizzare il non sé, ma impegnati nel metodo per realizzare la relazione dipendente. Perché è questo il modo, è questa la ragione comprensiva che porta alla realizzazione della vacuità. Ci sono altre, per esempio tutte le scuole filosofiche buddiste aderiscono a quel tipo di ragionamento dell'uno, della mancanza di esistenza dell'uno molteplice e così via, che porta a realizzare la mancanza dell'oggetto di referente. Ma quello non è comprensivo del sorgere dipendente di come allora i fenomeni esistono e funzionano a livello convenzionale. Colui che abbia visto la totale infallibilità di causa e effetto di tutti i fenomeni sensari e nirvana per il quale il referente sia sparito è entrato nel sentiero che compiace per cui a questo punto bisognerebbe studiare bene le scritture di Genipoce che parlano della visione di Madhyamika, per cui quelle che sono le due sezioni finali della grande esposizione dell'Amrim, quello di Shiné e lato della calma dimorante e della visione speciale, l'essenza dell'eloquenza, del significato interpretativo e ultimo, il grande commentario al fondamento della saggezza di Nagarjuna, l'illuminazione del pensiero che è commentario a Madhyamika, e lì vediamo come Genipoce in molti passaggi mostra come a livello intellettuale capisce proprio per il fatto che i fenomeni non esistono per propria natura, sono vuoti, per cui ecco che appaiono nella loro interdipendenza, ma quella deve essere una comprensione in cui non sono sufficienti le parole, bisogna aggiungerci con un'esperienza, altrimenti rimane solo a parole. Per cui, specialmente coloro che si impegnano molto nello studio dei testi dell'ornamento e di Madhyamika, dovreste continuamente guardare, studiare, riflettere su questi vari punti, poi piano piano condizionare la vostra mente sempre di più, riportando alla mente queste citazioni fino a giungere a una comprensione profonda di come nel momento, fino a quando la comprensione delle apparenze, l'infallibile originazione interdipendente, quella della vacuità priva di opinioni, appaiono come due comprensioni dissociate, non avrai ancora realizzato
alternanza, sorvedere l'infallibilità del sorgere dipendente, tale certezza distrugge tutti i modi di concepire gli oggetti, ecco che l'analisi della visione sarà completa. Inoltre, se comprenderai che le apparenze eliminano l'estremo dell'esistenza e che la vacuità elimina l'estremo della non esistenza, il modo in cui la vacuità appare in causa ed effetti non sarai rapito dalle visioni degli estremi. Il punto finale, quando in questo modo avrai capito i punti essenziali dei tre aspetti principali del sentiero, figlio mio, cui si riferisce proprio a Satyanavatra, questo suo discepolo con grandissimo affetto, per comunicare, figlio mio, affidati alla solitudine, apriti con entusiasmo e realizza presto la tua ispirazione di sempre. In questo modo il testo è completato. Ecco. Oggi piccole già ti ho. Ciao cara.